amici, buongiorno! Oggi ho deciso di scappare dalla frenetica vita cittadina, palermitana e ho deciso di andare a prendere un poco d'aria nel grande centro di diversificazione della flora endemica, un'area fantastica secondo me per tutti coloro che amano la flora spontanea. Mi riferisco al Parco delle Madonie. Un crogiuolo di endemismi, un crogiuolo di storia e di rarità botaniche, ma anche un'area importante dal punto di vista geologico, che cercheremo di scoprire oggi insieme, per cui ci vediamo più tardi per questa fantastica escursione che volevo condividere con voi. Oggi non vedremo soltanto una specie, ma tante piante, tante rarità che spero di poter ritrovare, di poter scoprire, anche perché molte specie ancora non ho avuto il piacere di fotografarle. Beh, speriamo di essere fortunati. Ci vediamo più tardi. Ciao! Buongiorno amici, ben arrivati, questo è l'inizio del nostro percorso. Vedremo tutta una serie di piante importanti e diciamo, il clou insomma, della giornata la passeremo proprio, vedete, dove c'è questa forra, vedete questi due complessi principali, e qui a sinistra abbiamo il Pizzo Canna con i suoi 1429 metri di altezza, mentre a destra abbiamo il Piano Farina. Questo vallone che noi vediamo di fronte è il vallone Canna, chiamato anche Orrito di Canna, che confluisce da due principali valloni madoniti, sono il vallone Pomieri e il vallone Faguara. Noi entreremo all'interno per andare a cercare delle specie particolari, delle specie endemiche, che spero di potervi mostrare. Considerate che siamo nel cuore delle Madonie, il centro pulsante insomma, di tutta la flora endemica siciliana. Questo è dovuto principalmente alla grandissima storia geologica che ha visto alternarsi tutta una serie di climi differenti e quindi flussi migratori di specie sono arrivati in questo territorio e poi hanno dovuto fare i conti poi con i vari cambiamenti climatici. In quel vallone le specie si sono potute manifestare perché si è mantenuto un microclima tale da poter permettere loro di potersi conservare. Sono ambienti particolarmente importanti, soprattutto le rocce e le pareti verticali sono ambienti conservativi che nel corso dei milioni di anni hanno permesso alle specie di potersi speciare, quindi originare delle nuove entità che garantiscono una vera e propria ricchezza al territorio siciliano, che gode di un elevato numero di endemismi da fare invidia a tutto il territorio nazionale. Iniziamo il nostro percorso.
stiamo sempre più avvicinando all'orido di canna e osservate attentamente un piccolo dettaglio. Quello di fronte è proprio pizzo canna, ma volevo manifestare una cosa importante che riguarda insomma l'adattamento del leccio, che si riesce a vivere in Sicilia anche oltre i 1500 metri quasi di altezza, colonizzando le pareti verticali esposte a sud. I versanti esposti a nord invece, che sono molto più umidi, sono invece colonizzati dal faggio e da altre specie come ad esempio la rovere meridionale. Però osservate questo bellissimo adattamento del leccio, che è veramente considerato il degno rappresentante della flora siciliana, perché lo trovate dal livello del mare fino a cime elevate. Quindi non vi comprate quelle cacate di magliette del fico d'India, I love fico d'India, my name, my life is Opuntia ficus indica, oppure io e il fico d'India 3 metri sotto sopra il cielo, insomma, non è una specie che rappresenta la nostra flora. Compratevi la maglietta del Leccio, va bene? Perché la Sicilia si può benissimo classificare, catalogare, insomma, nel contesto, ecco, del Leccio, che vive bene in Sicilia. E vabbè, non si mangia, e vabbè, sempre a mangiare la pensiamo, e ogni tanto cerchiamo di ragionare in termini, diciamo, più conservazionistici e più ecologici, ecco, va bene? Mi raccomando, maglietta del Leccio. Ecco, siamo proprio dentro l'ingresso dell'Orido di Canna. Il letto il fiume è completamente asciutto e non c'è neanche un goccio d'acqua più. Adesso noi ci addentreremo, percorreremo il letto del fiume fino a quando ci butteremo sulla destra per cercare una parete verticale, sperando di trovare le specie che volevo mostrarvi. Eccoci qui. Quello che state vedendo alla mia sinistra è un rarissimo endemismo puntiforme dell'Orido di Canna, del vallone Canna, e lo trovate solo qui. Tutta la Sicilia, in tutto il mondo, è presente solo qui, abbarbicato sulle arrupi del vallone che sono esposte a nord. È abbastanza difficile e complesso riuscire ad arrivare, quindi diciamo, direi anche per fortuna sua più che altro. È una campanula, una chiamata campanula marcenoi, ed è una vera ricchezza per il territorio. La trovate proprio sulle rupi carbonatiche ed è probabilmente, da quello che insomma sono i dati, probabilmente è un relitto del terziario, che ha trovato qui in questo ambiente abbastanza fresco nel periodo estivo e più influenzato anche dal fiume che c'è giù, che tende a modificare insomma anche il forte clima rigido invernale. Questa specie ha trovato le condizioni ecologiche ideali per potersi manifestare. Oggi c'è un poco di confusione insomma, su quella che è la nomenclatura da utilizzare, anche la tassonomia, perché secondo certuni questa è da considerare una sottospecie della campanula scheuzeri, altri la considerano come sinonimo di Campanula pollinensis, ma in realtà è stato visto che per i denti le lacine del calice, che sono abbastanza ridotte, per la differenza morfologia delle foglie, per la presenza di un ovario papilloso,
e anche per l'habitus casmofitico, cioè rupestre, ci sono tutte le condizioni per considerarla una specie a sé stante. Quindi Campanula marcenoi, endemismo puntiforme dell'area. Sono particolarmente emozionato perché è la prima volta che la vedo, anzi, che la vediamo. Qui davanti a me potete notare lo rarissimo Hieracium symphitifolum, che purtroppo siamo stati sfortunati e non l'abbiamo trovato in fiore. Questo è un endemismo delle Madonie, è stato localizzato anche in certe zone dei Nebrodi probabilmente. Anche questa è una rarità, vedete lungo queste pareti, vedete? Queste pareti rappresentano una vera ricchezza botanica. Carissimi amici, la giornata finisce qui, abbiamo passato una giornata da botanico, insomma, abbiamo fatto una bellissima scoperta di tante piante interessanti e la giornata finisce qui, vicino a una fontana e vicino a una bellissima raccolta di origano che ho raccolto insomma per strada. Adesso me ne torno a Palermo, certo sarà dura poter abbandonare un luogo così magico come quello delle Madonie. Io comunque vi saluto, spero che vi siate divertiti e vi invito sempre a seguirmi, a seguirci durante le nostre escursioni e soprattutto di condividere tutte le nostre attività e di iscrivervi sempre numerosi al canale. Un abbraccio forte, ci vediamo alla prossima avventura, ciao!